Pensiero del giorno, venerdì 13 dicembre. Essere attenti agli altri. Una legge incisa in ogni cuore. Tutto quello che volete che gli altri facciano a voi, fatelo a loro. Di questo parlano la legge e i profeti. Vangelo di Matteo, capitolo 7, versetto 12. Amiamo in questo modo ogni prossimo che incontriamo durante la giornata. Immaginiamoci nella loro situazione e trattiamoli come noi vorremmo essere trattati al loro posto. La voce di Dio dentro di noi ci suggerirà l'espressione d'amore appropriata per ogni circostanza. Il nostro prossimo ha fame, pensiamo io ho fame e diamogli da mangiare. Soffre di ingiustizia, sono io a soffrire di ingiustizia. E nell'oscurità, nel dubbio, anch'io ci sono. Parliamogli con parole di incoraggiamento, condividiamo le sue pene e non ci diamo pace finché non è illuminato e sollevato. Anche noi vorremmo essere trattati così. Ha una disabilità? Voglio amarlo fino a sentire quasi nel mio corpo, nel mio cuore, la sua mancanza. E il mio amore mi suggerirà il rimedio esatto per farlo sentire uguale agli altri, anche con una grazia in più, perché noi cristiani sappiamo quanto vale il dolore. Così con tutti, senza discriminazioni di sorta. Chiara Lubick, L'arte di amare, Città Nuova. Parola di vita. Dicembre 2024. Nulla è impossibile a Dio. Dal Vangelo di Luca, capitolo 1, versetto 37.